Precisione, velocità, ecco come lavora il primo laboratorio di analisi robotico d'Europa che è stato inaugurato a Rovigo dal presidente della regione Veneto Luca Zaia, un progetto modernissimo che ha richiesto 5 anni per la realizzazione e che si snoda su 3 sedi ospedaliere polesane, Rovigo, Adria e Trecenta, per un investimento complessivo di 10 milioni di euro. L'USL 5 del Polesine diviene così punto di riferimento e di eccellenza per la patologia clinica. Ma al di là dell'aspetto finanziario appunto è la qualità che questa rete della medicina di laboratorio polesana può offrire al cittadino. Certamente il modo di prelevare il sangue, il modo in cui il cittadino vedrà il referto rimane lo stesso, ma dentro quel referto c'è una precisione, una garanzia di sicurezza nettamente maggiore rispetto a prima. Il modernissimo progetto ha come capofila il laboratorio dell'ospedale Hub di Rovigo Santa Maria della Misericordia. La piattaforma unica permette inoltre la razionalizzazione dei costi rispetto alla precedente frammentazione delle tecnologie e dei processi con un risparmio di 300.000 euro l'anno. L'inaugurazione del nuovissimo laboratorio di analisi è stata l'occasione per il governatore del Veneto di incontrare i sindaci dell'USL 5 Polesana e affrontare con loro i temi delle schede ospedaliere che riguardano l'area, le richieste e i timori espressi dal territorio, la carenza dei medici negli ospedali. Non c'è nessuna intenzione di cambiare l'ossatura e l'offerta della sanità polesana, ha assicurato Zaia, fornendo come esempio il punto nascite di Adria, che rimane aperto anche se per norma nazionale dovrebbe essere già chiuso. La nuova stesura delle schede ospedaliere deve tornare in giunta per l'approvazione definitiva, ma trova già il parere favorevole del direttore generale dell'USL Polesana. Vedo 3 ospedali equilibrati con una loro identità, una batteria di posti letto che non viene toccata, viene rimodulata, complessivamente sono gli stessi, non è stato tolto un posto letto che sia uno, viene rimodulata la distribuzione potenziando l'area della medicina.